Test del DNA sulle felpe lasciate dai Black Bloc, titola ancora il Corriere della Sera. La Procura di Milano stima in 500 il numero degli esecutori degli attacchi. 2/3 sono italiani, molti piemontesi, e i 15 greci fermati sono stati sottoposti al test del DNA per confrontarlo con quello rilevato su vestiti e oggetti lasciati in strada prima della fuga. Intanto 7.000 migranti, la maggior parte dall'Africa subsahariana, sbarcati in Calabria e Sicilia negli ultimi 2 giorni. In un fine settimana non erano mai stati così tanti, con 17 richieste di soccorsi solo ieri. Le strutture di prima accoglienza delle 2 regioni sono in allerta, in alcuni casi già oltre il limite delle proprie capacità, scrive ancora il Corriere in prima pagina. Poi non saranno 3 fischi a fermarci. Vogliamo cambiare l'Italia, ha detto alla festa dell'Unità di Bologna Matteo Renzi, rispondendo ai contestatori, soprattutto precari della scuola, mentre le forze dell'ordine fermano l'assalto degli antagonisti. Intanto il governo prepara un piano antipovertà con sostegno per 180 giorni ogni 18 mesi ai redditi sotto gli 8.000 euro. Poi vediamo meglio. Sulla questione dei conti pubblici e delle pensioni, anche questo poi lo vediamo meglio. In prima pagina intanto Daniele Manca sui conti pubblici precari. Il governo si deve convincere che non siamo in tranquilla navigazione verso la crescita. Mario Sensini si occupa delle pensioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Dopo il ripristino della rivalutazione sulle pensioni, il governo potrebbe decidere di rimborsare soltanto i redditi più bassi, con il che naturalmente si disattenderebbe la sentenza della Corte. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, articolo di fondo di Aldo Cazzullo, le periferie dei partiti in polvere, le liste regionali frantumate. A sostegno di De Luca in Campania, per dire, ci sono gli amici di De Mita e quelli di Cosentino, i movimentisti di sinistra e il consigliere regionale di Storace e Pellegrino sulla tomba del Duce. Il candidato governatore rischia di essere sospeso appena eletto, poi De Luca. Disordine nelle periferie del PD. In Liguria la sinistra segue la corsa di Pastorino contro la renziana Paita e a destra le divisioni sono ancora più profonde, dalla Puglia, dove Fitto fa prove di scissione, al Veneto, dove Tosi, già candidato premier della Lega, si ritrova guastatore centrista. La polverizzazione dei partiti, la crisi del bipolarismo. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la rete anti-ISIS delle mamme parte dal Canada. Il califfo non avrà i nostri fragili figli. Christian Boudron, un figlio morto in Siria a 22 anni, ha creato una rete di madri di foreign fighters e ragazzi a rischio per salvarli. Andrea Riccardi invece si sofferma sugli yazidi, i più dimenticati fra i massacrati. Le minoranze in Medio Oriente si sentono ignorate, come lamentano i cristiani, ma è raro trovare gente così dimenticata e tanto perseguitata come gli yazidi. Sono questi i temi di prima pagina del Corriere della Sera, che poi nella cronaca milanese si occupa, tra l'altro, dei Black Bloc fermati e liberati perché per i giudici erano solo writer, artisti di strada, pitturatori di muri. Così i Black Bloc hanno evitato l'espulsione il giorno prima dei disordini. Ciò che era nella macchina, l'alcol, la torcia per segnalazioni, la mazza da baseball, non era roba mia. Quando sono entrato in auto non mi sono accorto di nulla. Sono le 21:30 del 30 aprile, la sera prima del corteo che devasterà Milano. Le parole sono di tale Joseph L., 25 anni, inglese di Leeds, che è seduto davanti al giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Milano. È stato fermato in un'operazione di prevenzione, un lavoro fatto in poche ore perché i neri, i Black Bloc, sono arrivati in città all'ultimo momento. La questura chiede che Joseph venga espulso. Allontanare da Milano i sospetti anarchici e casseur è l'obiettivo. Davanti al giudice il ragazzo sostiene di essere solo un artista e il magistrato gli crederà, perché le bazze da baseball, l'alcol e via dicendo li ho trovati in macchina, non era mica roba mia, dice Joseph. E il magistrato gli crede. È su storie come questa che si è inceppato il contrasto preventivo all'attacco del 1° maggio, scrive Gianni Santucci in cronaca di Milano del Corriere della Sera. La polizia ha identificato Joseph come potenziale pericolo per la manifestazione, firma l'allontanamento dall'Italia, non un arresto ma un provvedimento più contenuto,
Il ragazzo inglese ribatte di essere solo un writer, un artista, perché nella macchina su cui viaggiava, una Ford con targa francese, sono state trovate 120 bombolette di vernice. Gli investigatori hanno però davanti il suo curriculum criminale, arrivato attraverso l'Interpol. A verbale Joseph spiega: il giudice mi chiede dell'arresto a Leeds nel 2012. All'epoca usavo alcol e droghe, anche cocaina. La polizia mi trovò con una pistola elettrica perché il pusher mi aveva minacciato. Fui rilasciato dopo poche ore. Sono stato in carcere in Svizzera per ben 5 mesi. Sono stato liberato 3 settimane fa, solo per aver fatto dei graffiti. Il ragazzo è stato già comunque denunciato il giorno prima per detenzione o fabbricazione di materie esplodenti, ma la mattina del 1° maggio il giudice scioglie la riserva. L'espulsione non viene convalidata, è quel che aveva chiesto il suo avvocato. Non sta al giudice fare queste valutazioni, ma c'è un altro elemento che salta all'occhio. Joseph, che non vive in Italia e ha scarse conoscenze a Milano, non compare davanti al giudice con un difensore d'ufficio, come sarebbe prevedibile. Si fa invece assistere da un avvocato di fiducia e, guarda caso, è proprio uno dei legali nominati da molti degli anarchici milanesi, francesi e tedeschi trovati dalla Digos nelle case occupate del Giambellino e nei ritrovi Notav di zona McMahon tra il 28 e il 30 aprile. La coincidenza non è casuale. Quello stesso giro di neri ha suggerito l'avvocato anche al ragazzo inglese. In 2 giorni, tra 28 e 30 aprile, la questura ha chiesto l'allontanamento dall'Italia per 10 presunti anarchici. Solo 3 provvedimenti sono stati convalidati dal tribunale. Altri 3 sono stati accettati solo al secondo tentativo, dopo che la Digos ha trovato per la seconda notte consecutiva nelle medesime case occupate del Giambellino gli stessi tedeschi con fumogeni e maschere antigas. 4 richieste sono state rifiutate. Per 13 francesi trovati con bastoni e martelli, infine, non è stato possibile firmare il provvedimento. Erano senza documenti, comportamento tipico dei casseur in trasferta, e il consolato è stato poco solerte nella collaborazione, facendo scadere i termini. Altro caso, sera del 29 aprile, vicino alla stazione di Lambrate, la polizia ferma un furgone, a bordo 3 ragazzi tedeschi, Moritz, Lucas e Johann. Hanno molte bombolette di vernice, una di spray urticante illegale in Italia e 3 passamontagna, corredo da manifestazione violenta, dice la polizia. Il giorno dopo vengono portati davanti al giudice per il rimpatrio. Julius racconta: siamo venuti a Milano per vedere una partita di calcio lunedì sera a Bologna. Non ricordo il risultato, preciso che non sono tanto interessato alla partita, ma alla subcultura dei tifosi. Sono in vacanza per motivi di turismo e culturali. Il furgone non era stato noleggiato da nessuno dei 3, ma a nome di un amico. Porto lo spray al peperoncino perché abito in una zona povera e pericolosa. Avevamo tutte quelle bombolette per interesse artistico. Cercavamo un posto dove poterle utilizzare legalmente, eventualmente anche a Milano. I passamontagna, una protezione per quando si fanno i graffiti. Lucas ha una segnalazione a Dortmund per infrazione alla quiete pubblica. Spiega: forse era il derby cittadino, ero minorenne, non ricordo. È una sceneggiata, secondo gli investigatori, ma il giudice crede ai ragazzi, assistiti sempre dallo stesso avvocato. Un giorno prima del corteo hanno la patente di pacifici writer e possono restare a Milano. Questa è stata la vigilia delle devastazioni. Contatto di avvocati in pettorina dentro il corteo dei violenti, il cosiddetto Legal Team. Sono un gruppo di avvocati uniti sotto questo nome, Legal Team, prima del corteo degli studenti del 30 aprile e della May Day Parade del 1° maggio, degenerata in guerriglia urbana. Gli avvocati avevano inviato una lettera al prefetto con 4 richieste, compreso il diritto di accesso nei luoghi in cui fossero trattenute persone in stato di arresto, fermo o per controlli o identificazione personale. C'era necessità di una richiesta del genere? Il codice di procedura penale stabilisce il diritto all'incontro con un avvocato dopo un arresto o un fermo. Ma poi, come si faceva a sapere in anticipo che durante le manifestazioni sarebbero stati commessi dei reati? Al 1° maggio i legali erano ben visibili, con indosso la pettorina, seguivano i manifestanti, così vicini da essere in tempo reale al fianco di uno bloccato da un poliziotto, il quale ancora era impegnato nell'azione fisica del fermo e veniva raggiunto dagli avvocati del Legal Team e interrogato sul perché della sua condotta.
Alla vigilia gli avvocati avevano precisato: arriveranno numerosi manifestanti da Italia e Europa, intendono manifestare pacificamente, la nostra presenza sarà nel loro interesse per garantire il diritto alla libera espressione del pensiero. La gran parte dei devastatori hanno agito coperti da fumogeni e passamontagna. Fermarli in flagranza è stato difficile. In strada c'era battaglia. Le forze dell'ordine dovevano contenere le violenze e proteggere gli innocenti. Alla fine 5 le persone in manette, tutte non difese da avvocati del legal team. Questo per quanto riguarda la cronaca, ma ne vedremo altre di questioni relativamente a ciò che è successo a Milano. Intanto all'Expo, giungla dei prezzi alla tavola, 39 euro per entrare, e poi menù e fregature da 50 a 90 euro. Turisti contro il caro pranzo, scrive il Corriere. E la cucina brasiliana fa lo sconto sulla carne, gli slogan e le ironie. Nutrire il portafogli su Twitter. La scelta è tra 150 ristoranti, bar, corner, food and beverage, chioschi e furgoncini street food. È il motivo per cui Expo viene promosso come il più grande ristorante del mondo, ma le fregature sono dietro l'angolo, scrive Simona Ravizza sul Corriere della Sera. Alla faccia di Expo e del suo slogan: nutrire il pianeta, energia per la vita. Nel Luna Park del cibo non bisogna distrarsi, il pranzo o uno spuntino può diventare un salasso per il portafogli. A distanza di pochi passi lungo il decumano, una bottiglietta d'acqua può costare da 1,50 a 2 euro. Gli annunciati distributori di acqua gratuita difficili da trovare, soprattutto in funzione. Un caffè tra 1 euro e 1,30 euro, un croissant tra 1,10 e 1,60. Nei ristoranti italiani, davanti all'albero della vita, entrare al pasta e pizza costa 10 euro per una margherita, mentre da Italy, di Farinetti, l'insegna ti porta nei ristoranti regionali. Un piatto di risotto cacao e pepe, che bontà, vale 13 euro, le lasagne 10, 3 pezzi di polenta e baccalà 16 euro. Piatti che si degustano freddi, perché per prendere da bere bisogna fare un'altra lunga fila. Le proteste dei visitatori si rincorrono e sono scontate, scrive ancora il Corriere della Sera, che lasciamo con Roberto Maroni, che dice: il vero padiglione è la Lombardia, il governatore inaugura lo spazio della regione, nascosta la croce all'interno della rosa comuna, investiti 12 milioni di euro per iniziative su tutto il territorio a sostegno del turismo e delle imprese. Il vero padiglione non è questo, è la Lombardia, ha detto Roberto Maroni inaugurando lo spazio della regione all'Expo, trasformandosi in promotore turistico e procacciatore d'affari. Abbiamo investito molto, ha detto Maroni, oltre 12 milioni di euro per iniziative in tutto il territorio lombardo per sostenere turismo e imprese. Qui a Pianeta Lombardia c'è la regia che si estende su tutta la regione. L'obiettivo è fare innamorare i visitatori dei 6 mesi di Expo, dice Maroni, in modo che tornino per i prossimi 6 anni. Il turismo è un asset strategico, abbiamo tutto ciò che serve per fare innamorare i visitatori, ci manca solo il mare. Lasciamo però il Corriere della Sera per andare al giornale. Pisapia si fa lo spot con i Black Bloc, nessuno tocchi Milano, diventa una passerella elettorale. C'è chi protesta quando viene intonato Bella ciao. Qui ci sono i milanesi, non gli attivisti di sinistra, e chi dal balcone contesta il sindaco. Ci hai lasciati soli e sono stati i tuoi amici dei centri sociali. Ieri 20.000 persone hanno sfilato da Piazzale Cadorna alla Darsena alla manifestazione Nessuno tocchi Milano organizzata da Giunta e PD. Pensavano di afferrare rulli e vernice per ripulire i muri dalle scritte dei No Expo, così era stato annunciato, e la protesta invece contro i Black Bloc, vicini a quel mondo antagonista che proprio la sinistra ha coccolato negli anni, viene cavalcata da sindaco e compagni come uno spot elettorale. L'attore Claudio Bisio sul palco fa un appello a Pisapia: ripensaci. E lui confessa che gli stanno chiedendo in tanti da 1 mese di ricandidarsi. È una domanda da $1 milione, dice Pisapia, che non dice esplicitamente di no. Intanto qualcuno ora lo dice, sono compagni teppisti. Qualcuno a sinistra ammette che i devastatori delle città sono compagni. È il capogruppo comunale di Sinistra Ecologia e Libertà, Mirko Mazzali, a squarciare il velo dell'ipocrisia, ma non tutti ci stanno. La sinistra scopre i compagni teppisti, spunta il solito vizio, liquidare i violenti come squadristi, ma qualcuno ammette così si rimuove il problema.
Intanto oggi il centrodestra è in piazza per denunciare l'opportunismo di Pisapia. Parte la Lega, che dalle 18 è in manifestazione oggi in piazza della Scala, la Lega Nord, e poi anche le altre forze di centrodestra. Una fiaccolata pacifica, scrive il giornale, per riparare i danni degli antagonisti e denunciare l'ipocrisia della sinistra che tutela le frange violente, coccola i centri sociali, poi scende in piazza per protestare contro le devastazioni. Questo è il senso del presidio organizzato da Forza Italia con Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra e poi la Lega, che parte però alle 18 in piazza della Scala, la manifestazione leghista. L'appuntamento poi è per le 19 in via Carducci, angolo con Corso Magenta, dove ha preso il via l'Odissea del 1° maggio di Milano. Si prosegue attraverso Cadorna per arrivare fino a Pagano. Ma c'è anche un cittadino, e lo racconta al Giorno, il quale contesta dal balcone la manifestazione di Pisapia. Il peggio non è stato evitato, adesso è inutile fare sfilate. Il cittadino si chiama Fabio Di Vittorio, abita in Cadorna, critica il sindaco Pisapia, ma anche Alfano e Renzi. Ha rotto l'incanto del corteo questo signore, Fabio Di Vittorio, scrive il Giorno. Ha atteso che il sindaco Pisapia e i suoi assessori passassero da via Carducci sotto il balcone di casa sua, sotto quello stesso balcone lambito 48 ore prima dalle fiamme che si levavano minacciose da un'auto incendiata, per sciogliere il nodo che aveva in gola. Adesso è tardi, signor sindaco, ha detto il signor Di Vittorio. Doveva essere qui venerdì sera, invece lei era alla Scala. Parole che non sono piaciute alla folla in corteo con Pisapia. Vieni giù, lo invita qualcuno. Scemo, scemo, vieni a pulire anche tu, facci vedere il tuo 730. Faccio l'imprenditore nel settore immobiliare, a proposito di 730, dice il signor Fabio Di Vittorio. E allora? Perché ce l'ha col sindaco? Chiede Giambattista Anastasio per il Giorno. Il mantenimento dell'ordine pubblico spetta al Viminale, al prefetto, al questore, alle forze dell'ordine, non al comune. Lo so bene, dice questo cittadino milanese, ma io mica voto il prefetto o il questore, io voto il sindaco. Era prevedibile che il corteo dei No Expo finisse così e il sindaco, in quanto primo cittadino, in quanto rappresentante dei cittadini, avrebbe dovuto battersi già mesi fa perché la manifestazione No Expo fosse annullata. Avrebbe dovuto incatenarsi per ottenere il veto e invece la sera di venerdì mi risulta che Pisapia fosse alla Scala. Lui non si è visto, si vede solo oggi col suo corteo pieno di suoi elettori. Ma io non ce l'ho col sindaco e basta, ce l'ho anche col ministro Alfano e col presidente del Consiglio Renzi. Venerdì pomeriggio il balcone di casa mia, racconta il signor Di Vittorio, è stato lambito per un'ora buona dalle fiamme. In casa avevamo ospiti con una bimba di 11 mesi costretta a respirare fumo. Noi siamo rimasti un'ora chiusi in casa, in preda ai vandali, ai teppisti. Ho chiamato 3 volte i vigili del fuoco perché venissero a spegnere l'incendio e alla terza volta mi hanno detto che non riuscivano a raggiungere via Carducci perché i black bloc ostruivano la strada. Come fa Alfano a dire che si è evitato il peggio? Noi il peggio l'abbiamo vissuto. Le forze dell'ordine si sono comportate con grande senso di responsabilità, ma è evidente che in alcuni momenti avrebbero potuto rispondere ai black bloc e intervenire, ma non lo hanno fatto perché hanno avuto direttive sbagliate da Roma, dal Viminale, da Alfano, che ci ha consegnato ai criminali come vittime sacrificali. Quanto a Renzi, conclude il cittadino milanese che non la pensa come Pisapia, quanto a Renzi ha avuto la faccia di dire che quelli che hanno devastato Milano erano 4 teppistelli figli di papà. Beh, non so se fossero figli di papà, so che non erano affatto teppistelli, erano molto ben organizzati, volevano distruggere e sono riusciti a distruggere, facevano paura solo a guardarli. Mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa. Ai miei ospiti venerdì ho detto di non parcheggiare l'auto in strada, ho messo a disposizione il mio box. La politica invece era sicura che sarebbe andato tutto bene? È questo che non capisco, è questo che fa rabbia, dice il signor Di Vittorio, che è stato, diciamo così, poco gradito da Pisapia e dai suoi sostenitori. Il giornale apre la sua prima pagina con la questione alla quale abbiamo accennato prima in cronaca milanese del Corriere: toghe magistrati complici dei black bloc, le carte lo provano, titola il giornale, tra i devastatori anche i tanti antagonisti fermati e poi liberati prima del corteo. E Milano si ribella a Pisapia, ci hai abbandonati. Siamo qui per vedere una partita di calcio, quale non ricordo. È lo stesso pezzo di verbale citato dalla cronaca del Corriere su Milano che abbiamo letto prima,
e che cita anche Luca Fazzo in prima pagina su Il Giornale. Eravamo qua per la partita di calcio, quale non ricordo. Sono bastate scuse assurde di questo tipo ai giudici che prima del corteo non hanno convalidato l'espulsione richiesta dalla polizia per i black bloc fermati. I passamontagna per proteggersi dallo spray dei graffiti. Non sono soggetti pericolosi e così la magistratura si è resa complice della devastazione, scrive Il Giornale. A cosa mai potranno servire dei passamontagna a 3 tedeschi calati a Milano 3 giorni prima della May Day Parade, il corteo anti-Expo che ha messo Milano a ferro e fuoco? La risposta potrebbe essere ovvia, guardando le centinaia di foto e film che hanno documentato lo scempio degli incappucciati, scrive Luca Fazzo. Ma per il giudice, che alla vigilia del finimondo se li è trovati davanti, i 3 ragazzotti venuti dalla Germania, i passamontagna intendevano usarli solo per fare qualche scritta qua e là senza respirare troppa vernice. Dovevano essere usati, scrive il giudice, come rudimentali maschere a protezione del respiro dai vapori tossici della vernice spray, con la quale i cosiddetti Breiter hanno a che fare per ore intere. Insomma, erano pacifici artisti del graffito, non black bloc, anche se con precedenti penali, anche se incapaci perfino di ricordare dove fossero stati la sera prima. Siamo venuti per vedere una partita di calcio a Bologna, non ricordo quale fosse l'altra squadra, non ricordo il risultato. I 3 vengono rilasciati quindi con tante scuse. Poche ore dopo a Milano il finimondo. Andrebbe letta per intero, scrive Luca Fazzo, la sentenza con cui la mattina del 1° maggio, poche ore prima che a Milano scoppiasse il finimondo, il giudice Guido Vannicelli ordina il rilascio dei 3 tedeschi, perché riassume perfettamente la distanza che nelle ore cruciali della vigilia ha separato l'apparato di polizia da una magistratura che non ha rinunciato a spaccare il capello in 4, forse non rendendosi conto della gravità di quanto si preparava, o forse ritenendo che l'emergenza non giustificasse forzature. Se la procura ha lavorato fianco a fianco con carabinieri e polizia, dal tribunale le uniche bacchettate sono arrivate verso le forze dell'ordine. Nel provvedimento con cui rifiuta l'espulsione dei 3 ultratedeschi, il giudice arriva a definire grottesco uno degli elementi indicati dalla polizia a carico di uno dei fermati, un tatuaggio spartachista, mentre elogia apertamente uno dei giovanotti per la sua militanza antifascista, di per sé commendevole, scrive il giudice, e conclude il magistrato che non vi è alcuna ragione di urgenza per allontanare dall'Italia il cittadino tedesco per la semplice ragione che non costituisce minaccia grave e attuale per la sicurezza pubblica italiana. Che il Tribunale di Milano non intendesse venir meno alla sua tradizione garantista, scrive Luca Fazzo sul Giornale, lo si era già capito martedì 28, quando un primo gruppo di antagonisti tedeschi era stato fermato in una casa occupata del Giambellino. Erano saltati fuori anche mazze e passamontagna. Il giudice Olindo Canali, presidente della sezione immigrazione del Tribunale, aveva rifiutato di convalidare l'espulsione e liberato i 4 autonomi, ritenendo del tutto generiche le accuse a loro carico, e con qualche motivo, perché il verbale di espulsione era poco più che un ciclo stilato. Sta di fatto che i 3 vengono nuovamente fermati l'indomani, attrezzi alla mano, e stavolta Canali li espelle, ma nel frattempo il segnale alla polizia è stato mandato. Non contate su di noi per arrestare o espellere a casaccio. L'elenco delle espulsioni che vengono rifiutate è impressionante. Per espellere un cittadino europeo ci vogliono prove, non sospetti, dicono i provvedimenti del Tribunale, anche se viaggia con spray urticante e passamontagna e anche se tutti sapevano cosa stava per succedere a Milano. Lo sapevano tutti, tranne i giudici, scrive Luca Fazzo sul Giornale. Quanto ai verbali, i numeri della resa sono riassunti in un appunto che da ieri sta sulla scrivania dei vertici della polizia. La storia di una resa forzata. Per giorni interi, scrive ancora Luca Fazzo sul Giornale, le forze di polizia, sulla base anche delle indicazioni dell'intelligence, hanno passato al setaccio i covi degli ultra. Una lunga serie di violenti sono stati bloccati e identificati, ma in un numero impressionante di casi il loro allontanamento è stato rifiutato dalla magistratura. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città.
Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Nero Giardini, calzature e abbigliamento. Nero Giardini, per chi ama lo stile italiano. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Dunque, violenti, bloccati e identificati, il loro allontanamento rifiutato dalla magistratura in numerosi casi. È chiaro che non sarebbero bastate quelle espulsioni a impedire le violenze, ma il messaggio che è arrivato ai Black Bloc è stato di tolleranza, scrive il giornale. Il caso più incredibile è quello di un cittadino inglese di 26 anni bloccato dai carabinieri con 3 francesi. Questi controllati a bordo di un'autovettura venivano trovati in possesso di 120 bombolette di vernice spray, manganello, torcia di segnalazione infiammabile, 1 litro di alcol etilico, una maschera di neoprene. L'espulsione dei 3 francesi viene convalidata da un giudice, ma il britannico capita di fronte a un altro magistrato e qui accade l'incredibile. Per l'inglese, il quale peraltro dà informazioni acquisite da organi di polizia britannici per tramite del Servizio di Cooperazione Internazionale, è risultato ricercato in patria per reato inerente alla legislazione sulle armi, altro giudice ha ritenuto di riservarsi la decisione per la mattina del 1 maggio, quando poi non ha convalidato i provvedimenti. Insomma, latitante a Londra, liberato a Milano. Stessa sorte per 3 tedeschi, fermati a bordo di un furgone. Nel corso del controllo sono stati trovati in possesso di numerose bombolette di vernice spray e 3 passamontagna e una bomboletta di spray urticante. Anche per costoro sono stati predisposti provvedimenti di allontanamento con esecuzione immediata, sulla convalida dei quali il giudice si riserva di decidere nella mattina del 1 maggio, quando, sciogliendo la riserva, non ha convalidato. Di fronte ai no a ripetizione da Palazzo di Giustizia, le forze di polizia si sono rassegnate. Niente arresti, niente espulsioni immediate, solo denunce a piede libero e ordini di allontanamento entro 10 giorni, cioè col permesso di fatto di partecipare al corteo antagonista di venerdì. Nella mattinata del 1 maggio sono stati accompagnati presso questo ufficio 3 cittadini francesi. Questi, nel corso di un controllo, sono stati trovati ciascuno in possesso di uno zaino contenente felpa nera con cappuccio, guanti imbottiti, bomboletta spray, mascherina con filtro, bandiera di colore nero, gocce per gli occhi per contrastare l'effetto di lacrimogeni. Unica misura, l'ordine di allontanamento entro 10 giorni. Stessa mano morbida per 2 spagnoli e un peruviano, gli stessi fermati in via De Predis presso i locali di un centro sociale e presso alcuni appartamenti occupati abusivamente da elementi di area anarchica, nel corso dei quali è stato rinvenuto copioso materiale verosimilmente da utilizzare per porre in essere azioni violente nel corso di manifestazioni, bastoni, mazze ferrate, armi da taglio. Denuncia a piede libero, ordine di andarsene, ma con calma. È il pomeriggio del 1 maggio, mentre Milano veniva fatta a pezzi, l'unico arrestato nei controlli dei giorni precedenti, un tedesco, è stato scarcerato dai giudici proprio il 1 maggio. A seguire il giornale intervista Gianni Tonelli, segretario del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Potevamo prenderne 100, ci è stato impedito, dice il segretario del SAP, ricostruendo la trattativa Polizia Black Bloc. È prevalsa la volontà del governo di evitare inasprimenti dello scontro. Ho parlato con i colleghi in prima linea, con altri rimasti feriti, dice Tonelli, e mi hanno detto che nonostante si siano trovati in condizioni eccellenti per poter arrestare un numero cospicuo di persone, un centinaio circa, è stato loro impedito, dice Tonelli, segretario del sindacato autonomo di polizia, a proposito della trattativa fra Stato e Black Bloc che ha condizionato il mantenimento dell'ordine pubblico durante la manifestazione del 1 maggio.
Cosa è successo? I parametri di legalità delle forze dell'ordine sono stati piegati alla Realpolitik, come ha detto il direttore Sallusti nel suo editoriale di ieri. I video nei quali i funzionari di polizia intimano agli agenti di non procedere ai fermi sono veritieri. Noi volevamo arrestarli, ma secondo la Realpolitik del governo, tutto ciò avrebbe significato esporsi al rischio di sclerotizzare le tensioni per 6 mesi. Questo è un modo di affrontare la situazione da pagliacci, dice Tonelli. Non si tratta di repressione, ma di applicazione della legge. Hanno barattato Expo con la dignità della polizia, lo hanno già fatto, dice Tonelli. I colleghi obbediscono ma sono amareggiati, soprattutto se pensiamo che hanno utilizzato una norma desueta come il testo unico sul pubblico impiego per un corpo speciale come la polizia per punire il nostro collega Fabio Tortosa per un like su Facebook relativo al G8 del 2001. Se le condizioni sono queste, prosegue Tonelli, ci lascino in caserma. Perché rischiare la nostra vita per le ragioni di bottega di qualcun altro non è appropriato. Sono state lanciate 500 bombe carta con pece in grado di cagionare lesioni gravi. Hanno usato Molotov di nuova generazione, che paiono innocue perché si innescano con la caduta o forse al contatto con l'aria e dunque sono molto più pericolose. Dobbiamo ringraziare il cielo che non sia accaduto qualcosa di irreparabile. Rischiamo la nostra vita senza mezzi adeguati per 1.200 euro al mese. Il ministro Alfano è soddisfatto. Del compiacimento del ministro non me ne faccio proprio nulla, dice Tonelli. Servono strumenti concreti come l'arresto obbligatorio per travisamento e danneggiamento. Servono che non vengano votati provvedimenti come il reato di tortura, perché se un collega avesse preso un black bloc intimandogli di rivelare il nascondiglio delle Molotov, con la nuova normativa avrebbe rischiato una pena detentiva. Condurre un interrogatorio anche di un mafioso potrebbe diventare difficile. Cosa vorrebbe dire Tonelli al capo della polizia Pansa e al ministro Alfano? Che è ora di fatti concreti e non di frasi di circostanza, conclude il segretario del SAP. Ci devono tutelare dal partito antipolizia che prolifera nelle istituzioni e in Parlamento e che ci espone al pubblico ludibrio. Con il commento poi in prima pagina sempre sul giornale di Magdi Cristiano Allam, tolleranza interessata, chiudono un occhio con gli anarchici come coi terroristi. Venerdì a Milano, nello scontro coi cosiddetti antagonisti, scrive Allam, si è registrata la convergenza e si è toccato con mano il fallimento della medesima strategia adottata dagli anni 70 dai governi italiani con la criminalità organizzata e il terrorismo. La sintesi di questa strategia è di pervenire, costi quel che costi, a un accordo sottobanco con il nemico dichiarato dello Stato, incentrato su un baratto. Lo Stato ti garantisce un margine di legittimità informale e perfino di operatività sostanziale che consenta a te, nemico dello Stato, di attuare almeno parzialmente gli obiettivi che corrispondono alla tua ragion d'essere. Tu, nemico dello Stato, mi garantisci che non attenterai agli obiettivi vitali dello Stato, non concepirai il territorio nazionale come campo di battaglia contro l'Italia o di regolamento di conti contro fazioni avverse alla tua area di appartenenza. In definitiva, i governi hanno delegato ai servizi segreti, preposti alle operazioni clandestine, e alla Digos, apparato di polizia infiltrato negli ambienti pericolosi, il compito di trattare, definire e far rispettare dei singolari patti di convivenza contro natura tra nemici all'interno della casa comune, la nostra Italia. Apparentemente lo Stato, padrone di casa, ha il coltello dalla parte del manico. Di fatto i risultati confermano che a beneficiare di questa strategia del vivi e lascia vivere sono stati principalmente i nemici dello Stato. Se per il ministro Alfano l'intervento delle forze dell'ordine a Milano è da considerarsi un successo perché ha evitato il peggio, ha detto Alfano, ebbene sorge più di un dubbio. Innanzitutto, come potrebbe sentirsi tranquillo Alfano con circa 1 migliaio di terroristi urbani, che è il termine più corretto rispetto a teppistelli, figli di papà, o imbecilli violenti provenienti da vari paesi europei che si sono infiltrati in Italia e potrebbero rimettere a ferro e fuoco Milano durante i prossimi 6 mesi? In secondo luogo, come può Alfano cantare vittoria quando il centro di Milano è stato trasformato in un campo di battaglia
con le strade deserte avvolto dal fumo delle Molotov e dal fumo dei lacrimogeni, decine di auto incendiate, banche, negozi, edifici danneggiati, fioriere divelte, cassonetti dati alle fiamme. È possibile che Alfano ostenti una certa tranquillità perché si sarebbe arrivati a un accordo con i terroristi urbani, del tipo: vi abbiamo lasciato sfogare, avete avuto modo di mostrare al grande pubblico le ragioni per cui scegliete di protestare con violenza, ora però tornate a rispettare i patti. Quali patti? Vi siete mai chiesti, scrive Allam, come sia possibile che questi terroristi urbani, centri sociali, black bloc, anarchici o anche indicati come cani sciolti, dispongano all'interno delle nostre città di sedi il cui affitto e le varie utenze vengono pagate dalle istituzioni dello Stato che combattono come il nemico? Vi siete mai chiesti come sia possibile che le leggi dello Stato tutelino più questi nemici dello Stato rispetto alle forze dell'ordine? Ciò prefigura un patto simile a quello stipulato coi terroristi palestinesi dell'OLP, in base al quale l'Italia chiuse un occhio per consentire loro di far transitare armi e denaro sporco, ottenendo in cambio la preservazione del suolo nazionale da attentati terroristici, anche se fummo comunque colpiti dal gruppo di Abu Nidal, nemico di Arafat. Oggi l'Italia si è alleata coi fratelli musulmani, che offrono la loro collaborazione per scovare i terroristi islamici di Al-Qaeda o dell'ISIS, ottenendo in cambio la legittimazione ufficiale e il controllo delle moschee su cui fondano l'islamizzazione dell'Occidente. Sia con i terroristi urbani, conclude Allam, sia con i terroristi islamici, l'Italia opera con una visuale miope. La parola d'ordine è evitare che mettano la bomba oggi, mentre ciò che potrebbe accadere domani non è affar mio. Quindi è opportuno cercare di andare d'accordo con tutti. Un tribunale della storia lo condannerebbe come alto tradimento. Preferiamo essere ricordati come le vittime sacrificali di questi patti suicidi col nemico o assumere da subito, da protagonisti, l'iniziativa di assicurare ai nostri figli e nipoti il diritto di vivere con libertà dentro casa nostra? Per quanto poi concerne l'Expo, ancora sul giornale l'articolo di Maria Sorbi, che ce l'ha con i tedeschi della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che hanno scritto un articolo, che ha scritto la Frankfurter Allgemeine, la FAZ, ha scritto un articolo sull'Expo. Stoccate all'Expo come se si trattasse di una fiera di paese, un'orgia di spreco di materiali, ha scritto il quotidiano tedesco, organizzata in dimensione epocale, nella quale le piantine del riso, le macchine per l'agricoltura e i chicchi del caffè vengono esposti come i pezzi migliori della fiera in una montagna di acciaio drammaticamente modellato e distorto, di legno e di vetro ricoperto di plastica, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung sull'Expo. Le mini piantagioni di riso al momento non sono ancora cresciute, ammette il giornale, sembrano delle paludi, ma il quotidiano tedesco fa critiche gratuite. Si arriccia il naso alla FAZ per edifici pensati e costruiti con materiali naturali, con qualche ritardo, ma con precisi progetti di comunicazione. Il lungo articolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung non risparmia attacchi agli inciuci all'italiana con mafia e organizzazioni corrotte e si dilunga sugli sprechi di una fiera, l'Expo, che dovrebbe invece trovare una soluzione ai modi per nutrire il pianeta. Le organizzazioni e le aziende di 140 paesi, scrive la Frankfurter, hanno costruito padiglioni che costano ognuno tra i 10 e i 30 milioni di euro. In gran parte saranno demoliti dopo il 31 ottobre e sono brutti da vedere. Il concetto di bello è soggettivo, scrive il giornale, anche quando in pista ci sono le più quotate archistar del mondo. Per il resto si scrivono castronerie immani. Il villaggio di Expo non verrà demolito dopo i 6 mesi. Una buona parte delle strutture avranno seconda vita, riadattate, con tutta probabilità in un villaggio per studenti universitari. Si vedrà in base al bando per i prossimi mesi. Se i tedeschi pensano che l'area dell'Expo faccia la fine del villaggio olimpico di Torino, si sbagliano di grosso, scrive il giornale. E anche i dati del debutto della manifestazione dovrebbero far ricacciare in gola le critiche ai giornalisti di Francoforte. I padiglioni piacciono. In un solo weekend 1.000 tonnellate di cibo multietnico. È tutto un magna magna, titola il giornale a proposito del contenuto di cibarie.
E lasciamo con questo il tema dell'Expo, anzi non ancora, perché diamo un'occhiata anche all'intervista in primo piano sul Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, a un poliziotto furioso che dice: abbiamo avuto lo stop dall'alto, potevamo fermare i black bloc, li avevamo chiusi in una piazza, ma l'ordine era evitare contatti. Non si capacita, scrive Silvia Mastrantonio, da 20 anni in polizia, esperto di ordine pubblico, lui a Milano il 1° maggio c'era, con tuta, casco in testa e adrenalina in corpo, era dalle parti di Porta Ticinese. Resta anonimo questo poliziotto. Racconta: a un certo punto li avevamo chiusi in una piazza, in quel momento i black bloc si potevano bloccare, se ne potevano fermare parecchi, e invece non comando io e neanche i miei colleghi, bastava spostare un po' di uomini e si potevano chiudere del tutto. È vero che avremmo sguarnito il presidio verso la Scala, ma si poteva ridislocare solo una parte degli agenti. Molte vetrine erano state già spaccate, però li potevamo prendere subito, fermare. Di chi è stata la decisione? Del funzionario che era in piazza? A noi l'ordine l'ha dato lui, racconta il poliziotto, ma già dalla vigilia si sapeva che l'orientamento era di evitare il contatto a tutti i costi. Così è stato, anche se abbiamo visto quello che è successo e francamente mi dispiace molto per Milano. Meglio vetrine e auto che persone ferite, dice il Viminale. Ovviamente, commenta il poliziotto intervistato dal Quotidiano Nazionale, si tratta di situazioni imprevedibili, tutto non si può prevenire. Meglio auto e vetrine che personale ferito, però mi chiedo, perché non si può cercare di salvare tutto? Perché gli uomini delle forze dell'ordine sono troppo pochi? Sicuramente, ma è anche vero che ci sono alcuni funzionari che i gradi sembrano averli vinti coi punti delle merendine. Ci sono stati dei momenti in cui tutti noi sapevamo che si potevano prendere i black bloc, fermarli, ma il funzionario ha detto no. Era un ordine e noi agli ordini dobbiamo obbedire. Direttiva del Viminale? Sì, però fa rabbia. Fa rabbia, dice il poliziotto, vedere la gente che piange perché ha il negozio distrutto, la gente che ti chiede perché non li avete fermati. Veniamo addestrati per fare queste cose, ma se poi non le dobbiamo fare, perché ci addestriamo? Moltissimi miei colleghi sono d'accordo, tanti sono arrabbiati per Milano, ma anche per gli equipaggiamenti che ci danno. Pensi al collega colpito dalla Molotov e che ha preso fuoco, i materiali dovrebbero essere ignifughi, ma sta benino e questo conta. Feriti ci sono stati, lui ustionato anche se non gravemente, ha addosso i segni delle botte dei colleghi. Per spegnere le fiamme non sono andati per il sottile. Un altro collega ha una frattura a un piede per un San Pietrino. E anche qui ci sarebbe da discutere sugli anfibi di dotazione. Sa che noi ci siamo comprati a spese nostre gli anfibi con la suola antiperforazione? Per stare tranquilli. Diversi si sono fatti refertare soprattutto per prudenza, per farsi vedere dal medico. Poteva andare peggio perché noi sappiamo che i black bloc a Milano volevano vendicare Genova. Erano preparati, anche la fuga era preordinata. Si sono creati una cortina di fumo, conclude il poliziotto, che impediva la vista e dentro si sono cambiati. Hanno lasciato tutto a terra e si sono mischiati al corteo. Ci si poteva organizzare meglio e ne avremmo fermati molti di più. Forse ci volevano più agenti e meno prudenza. Potevamo prenderli, conclude il poliziotto che dice furioso: abbiamo ricevuto lo stop dall'alto, potevamo fermare i black bloc ma l'ordine era evitare contatti. Sul Quotidiano Nazionale l'intervista. Poi ci sono i luoghi comuni da sfatare. Secondo Gabriele Canè, sempre sul Quotidiano Nazionale, è andata bene, è stato evitato un altro G8, insomma tutti i luoghi comuni detti sul venerdì, come e perché si poteva scongiurare la guerriglia nel centro storico. 3 giorni dopo si rischia di entrare in stato confusionale, scrive Canè. A Expo a parte, il 1° maggio a Milano è stata una festa di popolo o una pagina nera del nostro paese? Sono stati più forti gli acuti di Turandot e gli applausi della Scala o i tonfi dei lacrimogeni? Per farla breve, la devastazione di un quartiere era un sacrificio per evitare guai peggiori o si poteva e si doveva evitare un guaio? E questo non tanto e non solo per non voler chiudere l'episodio, ma per capire più in generale dove in Italia mettiamo l'asticella del rispetto della legge, della tutela dei cittadini e dei loro beni.
asticella che a leggere certi commenti su quanto accaduto in Corso Magenta e dintorni sembra essere caduta molto in basso, scrive Canet. Per esempio, il primo luogo comune: ha vinto lo Stato evitando un nuovo G8, nessun morto e nessun ferito, perfetta gestione dell'ordine pubblico. Beh, puntualizza Canet, se si parte dal presupposto che in assenza di vittime va tutto bene, allora facciamo ogni settimana un bel raduno come quello del 1° maggio. Quante centinaia, migliaia di manifestazioni anche violente, con scontri duri tra estremisti e forze dell'ordine ci sono state senza cadaveri? La quasi totalità, se Dio vuole. Partire dal presupposto che ci può scappare il morto è già un segno di sconfitta delle proprie capacità organizzative, dei vertici politici ovviamente, non degli eroi in divisa che vanno in strada a rischiare di persona. Quanto al G8 di Genova, forse è bene ricordare come per giorni e giorni la città sia stata assediata e devastata da migliaia di delinquenti politici, e il fatto che in quel caso ci sia scappato solo un morto, Giuliani, è stato un caso o una dimostrazione di bravura dello Stato. Se poi qualcuno, come il tuttologo Saviano, ricorda solo il disgustoso episodio della Diaz, lasciamo perdere. Secondo luogo comune: è impossibile impedire certi episodi quando in un pacifico corteo si infiltra qualche centinaio di mascalzoni, per lo più provenienti dall'estero. È vero, commenta Canet, che in questi casi c'è gente tranquilla e l'inevitabile famigliola col papparino che tiene sulle spalle la creatura con la bandiera rossa. Roba da affidare il piccino ai servizi sociali. Ma quando i black bloc si sono cambiati e messi in divisa nera in mezzo ai dimostranti, non si ha notizia che qualcuno li abbia segnalati o denunciati. Quando sono andati in prima fila con bastoni, mazze e fumogeni, non si è notata una spontanea ripulsa delle allegre famigliole, come succede spesso nelle manifestazioni in ottava. E allora, diciamolo, per questi sfasciatutto c'è spesso un occhietto di comprensione e di complicità. Che fare, vietare i cortei? Anche. Quando gli stessi organizzatori si dimostrano incapaci di controllare i partecipanti, come facevano i sindacati di una volta, si può dire di no. E come? E quanto agli stranieri, oggi abbiamo in galera 5 italiani e 5 francesi, ma prima di vedere in prigione il grosso delle truppe dovremo aspettare un'altra Expo. Terzo luogo comune: un certo filone di stampo repressivo tende a confondere i manipoli di estremisti coi centri sociali. Che facciamo? Chiudiamo anche quelli? Per carità, scrive Canet, ognuno ha il diritto di ritrovarsi dove vuole, con chi vuole, nel rispetto delle leggi che valgono per tutti, italiani e stranieri, rivoluzionari di sinistra e borghesi. Il problema è che oltre a cantare e suonare, nei centri sociali c'è dell'altro. Ci sono a pensione i black bloc stranieri in missione, per esempio. C'è la preparazione di strategie e materiali per manifestazioni che non hanno a che fare con la sfilata di carnevale. Insomma, c'è anche illegalità. C'è brodo di coltura, di violenza e di estremismo. Quarto luogo comune: le nostre leggi sono carenti. Non permettono di arrestare i manifestanti a distanza di tempo dal reato come si fa con i violenti dello sport. Ma la politica vuole rimediare, la magistratura fa il suo lavoro. Beh, commenta Canet, di leggi ne abbiamo una quantità e poi mancano quelle che servono. Quella citata è sacrosanta e adesso il palazzo ha avuto l'illuminazione di coniarne una. Nel frattempo, se invece di obbligare polizia e carabinieri a prendere solo botte li autorizzassimo ad affrontare gli avversari a viso aperto, getteremmo una rete in cui finirebbero più pesci. Magari eviteremmo che il quartiere di una città finisca a ferrefuoco. Poi si può fare benissimo con i codici esistenti o con l'esempio. Ricordate quando il centro di Roma fu devastato nel 2010? Risultato giudiziario: nessuno scandalo, nessun colpevole. Se qualcuno fosse ancora in galera a spaccar pietre, forse gli imitatori di Milano sarebbero stati più attenti. Infine, l'Europa ha regole che non sempre aiutano a filtrare i mascalzoni, ma lo sforzo comunitario sta crescendo. Assolutamente no, conclude Canet. Mancano leggi comuni, una collaborazione tra le polizie, la possibilità di chiudere le frontiere a certi soggetti senza passare per totalitari. Domanda: di che Europa parlate? Dove sta? Se ne avete notizia, ditecelo. E per concludere, sempre sul Quotidiano Nazionale, l'ira di Mogol, paroliere storico di Battisti, Giulio Rapetti: hanno sfigurato la mia Milano, lo Stato usi la forza. Questi si sentono intoccabili, chi non rispetta la civiltà deve essere fermato. Con ciò lasciamo anche il Quotidiano Nazionale, andiamo in prima pagina sulla Stampa, dove si ritorna al buonismo spinto, quello del direttore,
Mario Calabresi, la rivincita del paese che dice sì. Sono passati ormai 3 giorni dalla manifestazione violenta di venerdì a Milano, scrive il direttore della Stampa, ma contati i danni, puliti i vetri, cancellate le scritte, coperti i negozi distrutti e rimosse le auto bruciate, ci si rende conto che sta accadendo qualcosa di più. Quell'ondata di distruzione e di negatività è stata il detonatore di una reazione d'orgoglio. L'abbiamo vista nella gente che è scesa per la strada a pulire, in quella che ieri manifestava in positivo, nei discorsi che si ascoltano per la strada e perfino nella stragrande maggioranza dei commenti sui social network. Non è solo una reazione dei milanesi, ma di molti italiani che sentono crescere la stanchezza verso l'idea che si debba sempre dire no, che l'unico pensiero lecito e corretto sia sostenere che ogni tentativo di cambiamento sia sbagliato, negativo, da rifiutare. Sembra emergere finalmente, scrive Mario Calabresi in prima pagina sulla Stampa, quell'orgoglio che impedisce, per amor proprio e per amore dei propri figli, oltre che del proprio paese, di denigrare ogni cosa e di autodenigrarci. Ma saremo pure capaci di far qualcosa, ma ci sarà pure un motivo per cui continuare a venire da tutto il mondo a visitarci, per cui abbiamo eccellenze nella manifattura, nell'artigianato e nel lusso, scrive il direttore della Stampa. Viviamo da troppo tempo dentro la crisi. 6 anni sono un periodo lunghissimo, quasi senza precedenti, che ha fiaccato gli animi e la voglia di reagire, che ha paralizzato le iniziative e gli slanci. Su questo è cresciuta la pianta del pessimismo, dello scetticismo continuo e assoluto. Ma viviamo anche da troppo tempo nella dittatura della critica ossessiva, che quando non lascia alcuno spazio alla speranza diventa autolesionismo. Poi c'è un momento in cui ci si rende conto, svegliandosi come da un incubo, che dipende anche da noi, da quello che saremo capaci di fare, dalla quantità di innovazione e cambiamento che riusciremo a mettere in circolo. Ci rendiamo conto che non possiamo assistere immobili alla partenza dei figli e dei nipoti, che se siamo ragazzi non possiamo avere solo la prospettiva di emigrare e pensare che di campanelli d'allarme ne suona uno ogni giorno. Quando scopriamo che lo scorso anno se ne sono andati all'estero 2400 medici, la metà di quelli che si sono specializzati, come possiamo pensare che abbia senso continuare a fare le stesse cose? Non solo la partenza di questi giovani è uno sperpero notevole di soldi pubblici, ma è anche la dimostrazione che il sistema sanitario non funziona, che incapace di riformarsi e fare tagli sceglie la strada più semplice, lasciar fuori le nuove generazioni dei medici. Invece di tagliare sprechi ed errori si taglia il futuro. Ci si deve rendere conto che il futuro non è già scritto, eccetera. Insomma, un articolo che sembra scritto da Renzi, più che dal direttore della Stampa Mario Calabresi, che poi fosse la stessa cosa, non c'è molta differenza. E a fondo pagina, invece, Marco Tosatti si occupa dell'ultima cartolina del Grande Torino, firmata da tutti i giocatori, spedita da Lisbona poco prima della tragedia del 4 maggio 1949. Mio padre si chiamava Renato Tosatti, scrive Marco, era un giornalista sportivo, scriveva sulla Gazzetta del Popolo, antico quotidiano torinese, era sull'aereo che tornava da Lisbona col Grande Torino il 4 maggio del 49. Avevo 1 anno e mezzo. Mio fratello Giorgio Tosatti, che molti sportivi conosceranno, che doveva seguirne le orme professionali, aveva 10 anni di più. Mia sorella ne aveva 18. Abitavamo a Torino, poi 50 anni fa siamo tornati a Genova. In sostanza, racconta Marco Tosatti, sono riemerse dagli archivi le cartoline, l'ultima cartolina anzi del Grande Torino, scritta da Lisbona prima della tragedia. Una cartolina da Lisbona, l'ultimo saluto del Grande Torino, spedita prima dello schianto di Superga e ritrovata dopo 66 anni in un armadio. Ne racconta Marco Tosatti in prima pagina sulla Stampa. Una scoperta casuale, rimettendo in ordine vecchi documenti, spunta il ricordo spedito da Renato Tosatti a casa. Dolore mai sopito. Prima del decollo fu firmata da tutta la squadra. La cartolina aveva una dedica affettuosa. Baci da papà, il giornalista Tosatti, appunto.
Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Nel paese del signor Balocco, i biscotti sono così buoni che ti mandano in vacanza. Compra 2 confezioni di biscotti. Puoi vincere ogni giorno un buono e-drinks da 1.000 euro per andare in vacanza dove vuoi. Regolamento sul sito balocco.it. Fate i buoni. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Radio Padania presenta Nadine e Marcus, cantanti di gran classe delle nostre tradizioni. Un grosso abbraccio a tutti! Vi presentiamo Le canzoni del cuore, una serie di CD sulla storia della canzone italiana. Dal popolare al lirico, passando per il melodico. Siamo disponibili per concerti dal vivo. Per CD e concerti chiamate al 348 58 61 897 348 58 61 897. Cercate i CD di Nadine e Marcus presso i gazebo di Radio Padania e buon ascolto. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Correnti da sud-ovest raggiungono la regione Padano-Alpina. Oggi nuvoloso, molto nuvoloso al mattino con piovaschi sparsi e qualche rovescio. Nel pomeriggio asciutto e poi anche qualche schierita. Temperature massime tra 20 e 23 gradi. Domani variabile con schierite al mattino, poi passaggi nuvolosi estesi, a sera coperto con deboli piogge e locali rovesci. Mercoledì cielo molto nuvoloso coperto con piogge possibili su tutta la regione, locali temporali. In serata asciutto e meno nuvoloso. Tendenza giovedì e venerdì variabile a tratti soleggiato. Cumuli nel pomeriggio, probabilmente asciutto o isolati rovesci in montagna. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera.
Torniamo alla Stampa di Torino, che dedica tutto il suo primo piano naturalmente ai fatti di Milano, la sfida dell'Expo e l'esposizione che si gode una domenica normale, già 500.000 ingressi, visitatori sereni. Gli operai lavorano ancora, ma senza ansia. In 3 giorni la gente fra gli stand ha consumato 800.000 pasti. Che bello! Il padiglione zero, dove sul serio si parla di come nutrire il pianeta, la prima tappa dopo l'ingresso. Il curatore del padiglione Zero Rampello dice: si parte dalla memoria dell'umanità, si arriva alle contraddizioni contemporanee. E poi c'è la massa dei pisapiaci, la rivincita dei 20.000, nessuno tocchi Milano. Una massa di persone in strada pulisce e riordina la città devastata dai black bloc. Da chi canta Bella Ciao ai leghisti, sfila la classe media a fianco di africani e cinesi, scrive Paolo Colonnello. Il sindaco di Milano dice: questa è una città che si ribella, è e sarà al centro del mondo e tutti noi ne siamo orgogliosi. Un'altra delle star della giornata, il cantautore Roberto Vecchioni. Abbiamo sistemato Milano dopo le porcherie e le schifezze incivili che quei delinquenti hanno fatto. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica: sono entusiasta della risposta che avete dato. Dovete essere orgogliosi e dare l'esempio a tutto il Paese, dice ai 20.000 pisapiaci il Presidente della Repubblica. Per dare un nome ai black bloc, al setaccio anche le tracce di DNA, ci racconta ancora l'ottimo cronista giudiziario della Stampa Paolo Colonnello. Prelievo DNA per 14 greci. Il materiale sarà confrontato con quello trovato in strada. Gli investigatori vaglieranno anche foto e video girati da passanti e cittadini. E poi 5 arresti a Genova, un gruppo di antagonisti francesi tornati da Milano spaccavano auto in città per tenere in esercizio gli arti superiori. Ecco perché sembra impossibile fermare la violenza nelle piazze, invece sono le domande e risposte di Francesco Grignetti. Leggi antiquate rispetto alla tecnologia, giudici troppo garantisti che non hanno espulso i black bloc, ora si pensa all'arresto in flagranza posticipato. Negli stadi ha dato risultati, nelle strade funzionerà, perché si lascia correre. Anche quando un reato accade sotto gli occhi di un poliziotto si pensa prima alla sicurezza. E poi gli individuati rilasciati. Un giudice di pace ha negato l'espulsione coatta di alcuni antagonisti stranieri. Regole da rivedere. Impossibile intercettare chat e email usate per organizzare spostamenti e assalti. E ancora sugli individuati e rilasciati, un gruppo di francesi senza documenti aiutato dal consolato a evitare la denuncia. Così Grignetti, mentre sempre dalla Stampa di oggi, poi c'è la questione dell'Italicum, ma ne parleremo dopo. Intanto vediamo anche il primo piano di Repubblica, dedicato in realtà a una lunga intervista alla segretaria della CGIL Camusso, che propone la patrimoniale per recuperare sulla sentenza della Corte Costituzionale per le pensioni. Dice Camusso: cambiare la legge Fornero con una bella patrimoniale. Le risorse per rimborsare i pensionati si possono trovare subito varando appunto una patrimoniale. E sempre dalla Repubblica, pagina 7, la lite infinita in Forza Italia, Ravetto contro Brunetta, la gente non ci capisce. E poi arriviamo a Milano, 20.000 contro i violenti, ripuliamo questo schifo, la nostra Expo non se lo merita, tutte colorate in piazza con spugne e pennelli. E poi Repubblica si occupa anche, con Paolo Berizzi, dell'agente di polizia preso a bastonate. Inseguivo una black bloc, sono caduto in un'imboscata, senza casco, non sarei qui. Le foto che lo ritraggono a terra sotto una gragnola di colpi sono diventate un simbolo della battaglia di venerdì. Molti sul web lo hanno acclamato come un eroe, ma lui si schermisce: stavo solo facendo il mio lavoro. Il vicequestore Antonio D'Urso: uno mi colpiva al corpo, un altro cercava di spaccarmi la visiera, poteva finire molto peggio. Nessun azzardo, non è vero che mi ero allontanato dal reparto, i colleghi erano dietro di me e sono arrivati subito, dice il vicequestore preso a bastonate dai democratici. E sempre rimanendo invece al primo piano, andiamo sul secolo XIX di Genova, dove oltre all'arresto dei black bloc a Genova, francesi in Erasmus con biglie e tute nere, Chloé Gallet, che esce dalla questura di Genova, la foto di prima pagina, è una dei 5 francesi arrestati per danni ad auto e muri imbrattati in città, ma si sospetta che siano coinvolti negli scontri di Milano.
Ma c'è anche il dato peggiore di tutto il nord Italia per il lavoro. È dramma in Liguria, giovani sempre più esclusi, in 10 anni cresciuti del 53% quelli che rinunciano a un impiego. 3 record, uno peggio dell'altro. La Liguria del lavoro si conferma ultima della classe fra le regioni del nord. Nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, trovare un'occupazione per giovani sotto i 30 anni è sempre più un miraggio. I NEET, acronimo inglese che indica coloro che non studiano né cercano un lavoro, in 10 anni si sono moltiplicati, più 53%, tanto da raggiungere il 21,6% della fascia d'età fra 15 e 29 anni. Altro primato ligure, caso unico in Italia, i NEET maschi, 22,7%, superano le femmine. In Italia sono 2,4 milioni i giovani che hanno rinunciato a un impiego. La percentuale più bassa in Alto Adige, 14%, quella più alta in Sicilia, 40%. Sempre poi dal quotidiano genovese, in Liguria il postino suona a giorni alterni, consegne a singhiozzo nei piccoli centri, 20 uffici postali chiusi, riduzione d'orario per gli sportelli. Il piano di razionalizzazione di Poste Italiane per la Liguria fa infuriare i sindaci. La consegna dimezzata della corrispondenza interesserà fino a 184 comuni. Lasciamo anche il secolo XIX di Genova per andare al Fatto Quotidiano, il Fatto del lunedì. C'è una notizia curiosa intanto in primo piano dall'Austria, anzi dalla Carinzia. La Carinzia sull'orlo della bancarotta, default, chiusi 3 ospedali e 18 scuole. Ma non falliremo, ha detto il ministro delle finanze Hans-Jörg Schelling al telegiornale di mezza serata dell'ORF. Schelling ha escluso il fallimento del Land della Carinzia perché questo sarebbe la peggiore di tutte le soluzioni, ma non ha voluto aggiungere altro. Intanto la Carinzia ha dovuto chiudere 18 scuole e 3 ospedali per evitare il default, la bancarotta, dopo il crack da 10 miliardi e 200 milioni della banca Hypo, scaricato sulle casse del Land. Se non è fallimento, la situazione è assai complicata e non ci sono segnali di miglioramento in vista, scrive il Fatto Quotidiano, che si occupa poi della riforma della scuola. Domani lo sciopero, suona la prima campanella al governo Renzi. Il messaggio del Premier trova il primo ostacolo nello scollamento col mondo della scuola, dove docenti, studenti e famiglie non gradiscono la riforma. Al centro dello scontro il governo punta sui presidi, su una scuola che decide, ma questo progetto vuole rimettere in riga i docenti ridotti a pedoni di una partita a scacchi, scrive il Fatto, che poi ospita un lungo articolo di Pietrangelo Buttafuoco che magnifica la moschea a Milano. Laggiù al nord la pace è una moschea, una lettera di Buttafuoco da Lampugnano. Finalmente e con buona pace di Salvini, scrive Pietrangelo Buttafuoco. Gli americani durante la seconda guerra mondiale bombardarono dai loro aerei proprio quest'angolo di terra, a Lampugnano. Non potevano immaginare che 70 anni dopo, in un ufficio tecnico, si sarebbe verificato quello che succederà giovedì, l'apertura delle buste del concorso per l'assegnazione dell'area destinata alla moschea di Milano. La linea rossa, scrive Buttafuoco, è il percorso della metropolitana che dalla fermata Gorla, memoria della strage di 184 bambini il 20 ottobre del 44, porta a Lampugnano. Una linea di sangue. Gli americani bombardavano dai loro aerei questo segmento di Lombardia e non potevano immaginare che 70 anni dopo, in un ufficio tecnico, si sarebbe verificato quello che, inshallah, scrive Buttafuoco, succederà giovedì. L'apertura delle buste del concorso per l'assegnazione dell'area destinata alla moschea di Milano. Fermata Lampugnano dunque, all'uscita il terminal dei pullman, ci sono stangone bionde, manovali, grugni caucasici, ippi albini, pendolari di vario tipo. Da qui si parte per il nord Europa e per l'est. A venirci con Matteo Salvini qui finisce a bicchierate, nel senso del brindisi. Ci sono anche albanesi. Meireme è di famiglia musulmana, è venuta al terminal per raccogliere Yushra, sua cugina. Arriva da Cavaie, non indossa il velo, cittadina italiana, medico, è originaria di Elbasan e ogni anno fa il Ramadan. Indica l'onda verde di una collina, il Monte Stella, un giardino, si può giocare di immaginazione, 5.000 metri quadri.
È il cuore del quartiere gallaratese. Il pomeriggio lombardo si squarcia in un disegno di acqua e luce e la moschea, disegnata da Italo Rota, si trova immersa nel parco, meglio ancora nel giardino, via Santo Elia. Quindi il Monte Stella. A guardarlo, tutto quel sovrastare di cespugli e alberi sembra sia lì da sempre, c'è solo da 60 anni, un monte ricavato radunando i detriti. Sotto le panchine le ossa e le pietre dei palazzi distrutti dai bombardamenti, lungo la linea rossa da Gorla a Lampugnano. Ed è allora un segno dell'inviolato, l'Altissimo, il Misericorde, se proprio qui, in attesa di scrivere una lettera aperta a Matteo Salvini, 100.000 milanesi di fede islamica, il 9% dei residenti, potranno finalmente avere la casa della preghiera. Non proprio i sorci verdi in volo, ma le battaglie sì, qui nel Gallaratese ce ne sono state e ce ne saranno. Le assemblee dei cittadini, convocate dal Consiglio di Zona 8, sono state infuocate. Musulmani abitanti del quartiere a confronto con i residenti e poi a far politica i ciellini, scatenatissimi quest'ultimi, più dei leghisti, più dei Fratelli d'Italia, più dei centrodestri vari, con Manfredi Palmeri, un loro capo, che urlava di tutto ai rappresentanti delle comunità islamiche. A Gaza ci sono i terroristi, qui non li vogliamo. Ecco, se Salvini legge la mia lettera, e poi magari ci torna con me di venerdì, si accorgerà di un tendone il cui affitto è regolarmente pagato dalla comunità islamica. È issato davanti allo scheletro del Palace Sharp. Ci sta da 8 lunghi anni e la gente del Gallaratese, ogni venerdì, giorno di preghiera, vede arrivare 2000 persone e dice nulla. Neppure Palmeri ha da ridire perché, ovvio, i milanesi musulmani, 100.000, il 9% dei residenti, piacciono solo se stanno sotto una tenda e non in un luogo riconosciuto e riconoscibile. C'è anche un convento di combattivissime suore al fianco del Palace Sharp, scrive ancora Pietrangelo Buttafuoco. La tecnostruttura, peraltro abusiva, ha però smesso di funzionare ed è stato anche grazie alle religiose che in 12 anni di battaglia in tribunale hanno saputo preservare il decoro e il dovuto silenzio contro il frastuono derivato dall'improvvisato quanto improvvido rudere della Milano che fu. Dal convento delle suore guerriere non si è mai levata una voce contro la erigenda moschea, anzi, e questo silenzio semmai smonta la stupida idea, partorita dal centrodestra, di mantenere le distanze di sicurezza tra i luoghi di varie confessioni religiose. Ancora un poco e si arriva alla pensata di imporre nelle scuole la distanza obbligatoria dei banchi dove vanno a sedere i bimbi musulmani, i cattolici, gli indù. La destra, o i centrodestri in genere, in tema di moschea a Milano argomentano in punto di sicurezza, di lotta al terrorismo, di immigrazione, scontro di civiltà. Sono tutti pretesti, scrive Buttafuoco. Sarebbe sufficiente ascoltare i poliziotti e i carabinieri, che hanno la piena conoscenza della realtà e non i pregiudizi. Non appena Salvini legge la mia lettera, perché questo articolo è una lettera aperta a lui, troveremo il modo di verificare, con l'aiuto degli urbanisti se non dei costituzionalisti, l'altra odiosa clausola, quella di imporre accanto alle eventuali erigende moschee di Lombardia parcheggi pari al 200% degli spazi adibiti al culto, nonché videosorveglianza anche all'interno delle mura sacre, modifiche alla legge regionale azzecca garbugliate e fatte apposta per rendere impossibile la regolarizzazione, anzi un diritto. Pretesti e dettagli, quelli richiesti dalla solerte sorveglianza dei centrodestri, mai richiesti agli esercenti di porno shop o alle sale giochi. Non è dunque un posteggiatore lo specialista da convocare in tema di Islam, neanche un diplomatico, e la città di Milano, in questo quartiere dove la linea rossa vive il ricordo di un martirio, merita questa prova di civiltà. Come già col marmo di Carrara, l'Italia volle erigere la moschea di Gerusalemme. L'erigenda moschea, nel tratto e nella visione di Italo Rota, l'architetto che l'ha progettata, svela un racconto tutto universale. I buontemponi che fanno i fotomontaggi con le cartoline dove al posto del Duomo e la Madonnina mettono la cupola e la mezzaluna, ancora non vedono ciò che, inshallah, sorgerà. Un minareto che dall'interno della moschea svetta e apre il tetto al modo di una scala incrociata,
quasi a suggerire la frequenza vibrazionale del DNA, e perciò, scrive Buttafuoco e conclude questa lettera aperta a Salvini, e perciò un nobile richiamo del creato, un tappeto di luce e poi giacinti, anemoni, legno d'aloe e ambra, dove all'anima che vacilla si concede, nella preghiera, di fissarsi fermamente nella capacità di ricevere. È la diceria della città, la moschea. Fende il cielo con 100 crepe. Questa è la lettera aperta di Pietrangelo Buttafuoco a Matteo Salvini. E sempre dal Fatto Quotidiano, per concludere, la doppia Tunisia, festa e balli sull'orlo dell'abisso del califfato, a poco più di un mese dalla strage del Bardo, il timore dei tunisini di farsi inghiottire dagli estremisti, la loro voglia di ricominciare e il crollo del turismo. Il pezzo è di Enrico Fierro, che poi recensisce anche il libro di Simone Di Meo e Giuseppe Iannini, Soldatessa del califfato, stupri, suicidi, bugie, ho visto di tutto. La storia vera di una ragazza finita in Siria per raggiungere il fidanzato, da lì l'inferno tra torture, giovani costretti a prostituirsi e tentativi di fuga. Ma diamo un'occhiata anche al Foglio del lunedì, che oggi si occupa con Giuliano Ferrara, tra l'altro, del nuovo direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, un giornalista atipico, scrive Ferrara, evviva, un tanto di eccentricità rispetto ai profili di carriera tradizionali, che in genere da una generazione nascono all'estrema sinistra anticomunista e maturano nella molle borghesia milanese progressista, è benvenuto. Fontana intanto è un ciociaro, è di Frosinone, il ciociaro a via Solferino, dopo i semidei siciliani, i romagnoli, i fiorentini di Pian de Giullari e i genovesi con piede marino. Il ciociaro in diretta dallo Stato Pontificio. Temperamento sodo, spontaneità educata e coriacea, disciplina come dote naturale e anche autonomia dovrebbero caratterizzarlo. A guardarlo adesso, nella sala Albertini, divisa grigio-blu in panno d'ordinanza, il nuovo direttore del Corriere sembra il ritratto di un corrierista fatto e rifatto, ma per come lo conosco io, le cose stanno altrimenti. Intanto Fontana è un comunista vero, scrive Ferrara. Nasce nel comparto della gavetta dell'Unità, ai tempi, tra 70 e 80, in cui quello del giornalista comunista era un onesto lavoro politico, nutrito di spirito professionale e osservante di regole militanti, da buon giornalismo schierato e partigiano. Oggi si dice di tendenza. Lo incontravo nella sua timidezza, scaltrita dalla vita e da un passo più sicuro di quanto sembrasse, a Villa Mirafiori, che all'inizio degli '80 era la sede della facoltà di filosofia dell'Università di Roma, un edificio savoiardo infiorato di giardini e biblioteche sulla via Nomentana. Un tipo così, studente e lavoratore dell'umile Italia pre-appenninica, non deve sentire complessi di sorta rispetto alla concorrenza mondana del gruppo De Benedetti, il che è già di per sé una virtù, visto il bisogno di conflittualità civile e di editori e giornali non convergenti e non tutti immersi nello stesso mainstream. Oltre a lui studiava in quel compound il bel talento di Lucio Caracciolo, che proprio a quel tempo si metteva in proprio e si evitava una carriera giornalistica all'ombra di Scalfari. Fontana è una mezza incognita, scrive ancora Giuliano Ferrara, a proposito del nuovo direttore del Corriere della Sera, che per 11 anni è stato appunto all'Unità e da 19 al Corriere della Sera, da ultimo condirettore con Ferruccio De Bortoli. Fontana dunque è una mezza incognita, arriva con lo stigma della soluzione per linee interne e della continuità, il che può essere stato un punto di forza nella designazione unanime da parte dell'organo amministrativo dell'ex patto di sindacato, ma la sua identità culturale e civile non è immediatamente riducibile al profilo banale del burocrate adatto alla dirigenza giornalistica genericamente flottante tra banche, gruppi finanziari, grandi industrie. Staremo a vedere. Ho avuto il piacere di parlargli, a Fontana, il direttore del Corriere, non più di 2 o 3 volte negli ultimi 20-30 anni, a proposito di notizie che erano nell'aria e chiedevano di essere rapidamente verificate. Ho amici che lo conoscono e lo stimano. Spero che sia uno che intenda fare del Corriere una cosa che è quella che è e insieme diversa da quella che è sempre stata, salvo la famosa eccezione radical chic e corsara della stagione di Piero Ottone e di Pasolini. Insomma, un giornale un po' più agile,
coraggioso nelle opinioni editoriali, sempre forte nelle notizie, non ipocritamente scomodo né comodo, non piattamente laicista e scientista. Un giornale che cerca l'anima borghese di Milano e dell'Italia scomparsa nei flutti della nostra insignificanza. Così Giuliano Ferrara parla del nuovo direttore del Corriere della Sera, mentre Italia Oggi ci riporta all'attenzione un tema molto trascurato in queste settimane, ovvero attenzione ai vostri risparmi. Azionisti, obbligazionisti, ma anche correntisti delle banche potranno essere chiamati a risanare i bilanci delle banche a rischio di default. È l'effetto di una direttiva europea, se ne occupa il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Le banche sono luoghi sempre meno sicuri per i capitali. Le regole sulla trasparenza, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati più importanti, hanno fatto venir meno il segreto bancario. Le norme sul pignoramento presso terzi hanno reso i conti correnti aggredibili da fisco e creditori. E ora c'è pure il rischio che i risparmiatori siano chiamati a rispondere dei debiti della banca. È quanto prevede la direttiva europea Banking Recovery and Resolution 2014/59/UE. Entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, anche se in Italia gran parte delle norme necessarie al suo recepimento sono contenute in un decreto legislativo ancora all'esame del Parlamento e che prevede peraltro ulteriori decreti attuativi. La novità comunque è chiara. Lo Stato non interverrà più a salvare le banche in stato fallimentare. L'ingrato compito toccherà agli azionisti prima, agli obbligazionisti poi. Ma se non fosse sufficiente, interverranno anche i correntisti. Sono fatti salvi solo i conti fino a 100.000 euro, più o meno quello che è già successo a Cipro e che succederà tra poco in Austria con una banca in default, la Hypo Alpe Adria, quella della Carinzia di cui sopra. Ne ha parlato il 22 aprile al Senato il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, sottolineando che l'obiettivo delle nuove regole è quello di sgravare la collettività dall'onere del salvataggio delle banche. Il funzionamento è piuttosto semplice. Una volta dichiarato il bail-in, per evitare il default della banca, si bloccano tutte le transazioni su titoli azionari e obbligazionari, ma anche sui conti correnti, fino a quando non si definisce il livello di intervento necessario per turare le falle dei bilanci. Dopodiché si procede ad annullare i crediti degli azionisti, degli obbligazionisti e, se necessario, anche dei correntisti e titolari di conti deposito, con esclusione dei primi 100.000 euro che dovrebbero essere coperti da un fondo interbancario di tutela dei depositi in via di costituzione. Paura non è il caso di allarmarsi in modo eccessivo. Le banche italiane hanno fama di essere patrimonializzate e oculate nella gestione degli investimenti. Ma è pur vero che risulta che le sofferenze bancarie sono arrivate a quota 186 miliardi. Inoltre, se è vero che finora le banche non hanno avuto bisogno di un grande aiuto dello Stato per affrontare la crisi, è pur vero che qualche banca in difficoltà prima o poi potrebbe spuntare. Inevitabile che i risparmiatori prendano precauzioni. Certamente nessuno si metterà a spulciare i bilanci della propria banca per capire se nascondono voragini, ma è inevitabile, conclude Longoni, che i risparmiatori finiranno per privilegiare le banche di maggiori dimensioni o ben patrimonializzate. Conseguenza immediata per le banche più piccole e meno dotate, si annunciano tempi difficili, facile prevedere una stagione di acquisizioni e fusioni. Da Italia Oggi passiamo al Sole 24 Ore del lunedì, che si occupa in apertura del fisco oscuro, che ci costa 17 miliardi. È una stima del Sole 24 Ore sui tempi e le risorse necessari per far fronte ai principali adempimenti tributari. È un impegno da 19 milioni di giornate. Supera i 17 miliardi di euro in un anno il costo dei principali adempimenti fiscali tra dichiarazioni, comunicazioni e predisposizione di versamenti e rimborsi. Una spesa a carico di cittadini e imprese relativa a 173 milioni di operazioni fiscali che richiedono a professionisti e CAF 19 milioni di giornate di lavoro. A pesare di più la dichiarazione dei redditi delle società. La preparazione del modello unico SC comporta per le imprese un esborso medio di 695 euro e 3 ore e mezza di lavoro.
Al secondo posto la dichiarazione di successione con 591 euro di costo e 2 ore e un quarto di lavorazione. La dichiarazione dei redditi precompilata potrebbe essere un passo verso la semplificazione, ma molta strada resta da fare con l'attuazione della delega fiscale e i 3 decreti in arrivo in Parlamento. E sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì c'è la questione dei fondi europei, ultima chiamata per l'Italia che entro dicembre deve spendere 7,8 miliardi di fondi dell'Unione Europea per la programmazione 2007-2013. Per rispettare i target e non perdere risorse, le amministrazioni pubbliche puntano sull'overbooking finanziario e la digitalizzazione. Lo rivela l'indagine dell'osservatorio Il Sole 24 Ore Gruppo Class su un campione di 40 autorità di gestione che individuano come principale ostacolo la mancanza di coordinamento. Adesso la pubblicità e poi torniamo agli altri argomenti del giorno. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam, Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo allora al Corriere della Sera, lasciata la prima pagina dove si segnala peraltro l'articolo, l'abbiamo solo accennato prima, di Andrea Riccardi, l'ex ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio, sugli yazidi. È raro trovare gente così dimenticata e tanto perseguitata come gli yazidi, che Corano alla mano sono peggio degli ebrei e dei cristiani, se vogliamo metterla in una classifica dell'orrore, perché sono politeisti, sono adoratori del diavolo, come li ritengono i sunniti, perché l'angelo pavone, da loro adorato, è visto come il diavolo dai musulmani sunniti. Ne sono stati massacrati 300 ancora qualche giorno fa vicino a Mosul. Fonti kurde indicano il doppio dei morti. Il califfato è spietato con gli yazidi. Migliaia di donne sono state vendute sui mercati dall'estate scorsa, scrive Riccardi. Gli yazidi sono stati costretti a un esodo biblico dai loro villaggi e dalla montagna del Sinjar, luogo di insediamento tradizionale per circa 150.000 di essi. Tanto accanimento contro una fragile comunità mostra che la posta è simbolica. Per il rigorismo islamico gli yazidi sono politeisti, quindi da eliminare. Sono diversi da cristiani ed ebrei che pagando una tassa possono vivere da dhimmi, cioè da minoranze protette. Gli yazidi, che hanno assunto nel XI secolo alcuni tratti islamici, sono considerati apostati dai sunniti. Per lo Stato totalitario vanno cancellati per primi, soltanto la conversione all'Islam può salvarli e non sempre. Alcuni filmati di qualche mese fa mostrano, scrive Riccardi, un'impressionante conversione collettiva di yazidi, ai quali sono estorte dichiarazioni entusiaste sulla nuova fede, in contrasto col loro sguardo terrorizzato. Gli yazidi hanno resistito da secoli a persecuzioni in zone remote o sulle montagne. Abitavano un triangolo tra nord Iraq, Siria settentrionale e Turchia, nella zona di Mardin e Diyarbakir, in buoni rapporti con i cristiani. Nell'Ottocento gli ottomani tentarono di sterminare gli yazidi almeno 2 volte, l'ultima nel 1892. Odiati e disprezzati dai sunniti, dopo la prima guerra mondiale abbandonarono la Turchia per vivere nel nord Iraq e in parte in Siria. Tuttavia, durante il primo conflitto mondiale, avevano protetto i cristiani, specie armeni e caldei, sterminati dagli ottomani. La loro montagna del Sinjar era stata il rifugio di parecchi cristiani per vari anni.
Si ricorda ancora un capo tribale, Hammo Cero, che prese le armi contro l'esercito ottomano che pretendeva la consegna dei cristiani. Le memorie di un secolo fa, stragi, marce forzate, vendita di donne e bambini, conversioni, si ripetono oggi come una storia che non passa. Sembra però ora arrivata la fine di queste minoranze in quella che è la loro terra da prima dell'Islam. Il califfato, conclude Riccardi, vuole una società pulita dagli infedeli. Soltanto la difesa delle minoranze consentirà alle società islamiche di resistere alle pulsioni totalitarie. Tale difesa interpella anche l'Occidente. Intanto, a proposito di Islam, c'è un titolo che apre la prima pagina adesso dell'ANSA: spari alla mostra su Maometto e 2 morti in Texas, negli Stati Uniti. Non sono ancora stati identificati i 2 uomini uccisi dalla polizia a Garland, in Texas, dopo che avevano aperto il fuoco nei pressi di un evento dedicato a vignette raffiguranti il profeta Maometto. I corpi non sono stati ancora rimossi dal luogo della sparatoria perché troppo vicini all'auto su cui viaggiavano e che è oggetto dell'intervento di artificieri perché si teme la presenza di esplosivi. Lo ha spiegato Joe Harn della polizia di Garland, in Texas. A quanto si apprende, scrive ancora l'agenzia ANSA, uno degli attentatori è morto sul colpo sotto i colpi della polizia, mentre il secondo è rimasto dapprima ferito e ha tentato di raggiungere la sua borsa quando gli agenti gli hanno nuovamente sparato contro, uccidendolo. L'evento a Garland era stato organizzato dall'American Freedom Defense Initiative, un'associazione nota per le sue posizioni anti-Islam, e dall'attivista e blogger Pamela Geller, che aveva spiegato di aver voluto la mostra delle vignette su Maometto e la conferenza proprio al Curtis Caldwell Center, in quanto nello stesso luogo era stato ospitato un evento di un gruppo musulmano dopo gli attacchi di Parigi contro Charlie Hebdo lo scorso gennaio. A 4 mesi dagli attacchi di Parigi, la paura dunque arriva in Texas, negli Stati Uniti, dove 2 uomini sono stati uccisi dalla polizia nella serata di ieri a Garland, presso Dallas, fuori da un centro cittadino dove era in corso un evento che prevedeva una mostra di vignette raffiguranti il profeta Maometto e a cui partecipava anche il politico olandese Geert Wilders, noto per le sue posizioni anti-Islam. Secondo le prime ricostruzioni, scrive ancora l'agenzia ANSA, 2 uomini a bordo di un'auto hanno raggiunto la sede dell'evento, il Caldwell Event Center, poco prima della sua conclusione, e dal parcheggio antistante l'edificio hanno aperto il fuoco, ferendo un addetto alla sicurezza disarmato. I poliziotti hanno risposto agli spari uccidendo i 2 uomini. Una squadra di artificieri è stata chiamata per ispezionare l'auto nel timore di esplosivi. La zona è stata transennata, all'interno dell'edificio sono rimaste 40 persone che avevano partecipato all'evento organizzato dall'American Freedom Defense Initiative, associazione di base a New York, in nome della libertà di espressione. All'evento era legata una mostra di vignette raffiguranti Maometto e una competizione che avrebbe premiato il disegno più efficace con $10.000. Gli organizzatori hanno affermato di aver ricevuto per il concorso 350 vignette di Maometto da tutto il mondo. Durante l'evento era previsto anche l'intervento di alcuni personaggi, il principale appunto il politico olandese Wilders, che con un tweet ha comunicato di essere in salvo. Nello stesso posto aveva avuto luogo alcuni mesi fa un evento organizzato dalla comunità musulmana. Le forze di sicurezza a Garland, conclude ancora l'agenzia ANSA, ritengono che non vi siano altre persone coinvolte nell'attacco e hanno riferito che la sparatoria è stata molto breve, con i 2 subito colpiti dagli agenti. Resta in forze nella zona il dispositivo di sicurezza, con alcuni esercizi commerciali dei dintorni evacuati, oltre che i partecipanti all'evento, mentre resta al momento sul posto l'auto usata nell'attacco, come i corpi senza vita dei 2 autori. In vista dell'evento era stato previsto un rafforzamento della sicurezza attorno all'edificio tra poliziotti in servizio e guardie private. Al momento le autorità locali affermano che non vi fossero state minacce o sentori di pericolo prima dell'evento. Ci si chiede già quale sia la natura dell'attacco, se si tratti di lupi solitari o se sia un'azione legata a un'organizzazione, scrive l'agenzia ANSA, dando conto adesso in primo piano degli spari alla mostra su Maometto con i 2 terroristi uccisi in Texas. Intanto torniamo appunto al Corriere della Sera.
all'esercito armato di spazzole con Pisapia, con Vecchioni, con Bisio, con tutta la gente per bene, insomma, di Milano, politici, celebrità, oltre che gente comune, per ripulire i palazzi. Uno degli eroi di giornata, intervistato oltre che dalla Stampa anche dal Corriere della Sera, è appunto Roberto Vecchioni. Un modo per dimostrare l'amore per la nostra città. Intanto stasera alle 18 la Lega è in piazza Scala e poi c'è la manifestazione a seguire anche degli altri partiti del centrodestra. Ma alle 11 noi faremo un pochino il punto della situazione con il segretario del SAP Gianni Tonelli, la cui intervista abbiamo citato prima, il sindacato autonomo di polizia. E sempre rimanendo al primo piano del Corriere, però c'è anche Maroni contro i centri sociali, faremo causa e critica Alfano, l'ex ministro dell'interno, a sua volta Maroni. Avrei sospeso Schengen, ha detto Maroni. La replica del ministro: dà buoni consigli, non potendo più dare il cattivo esempio. Ma le tute nere ci hanno asfaltato? Tormenti e divisioni del movimento No Expo. Le rivendicazioni sul web di gruppi anarchici, una parte degli antagonisti si dissocia. Scrive il Corriere della Sera. Fermati a Genova 5 black bloc francesi, uno già denunciato per gli attacchi Notab non poteva entrare in Italia. Gli effetti perversi della diretta video, questo è il commento invece del mass mediologo Aldo Grasso, una diretta video che ha finito per isolare i violenti. Il Mayday Parade voleva ridicolizzare Expo, ne ha enfatizzato il messaggio di speranza. E poi sull'Expo in se stesso, luci, musica e tanti selfie, i visitatori della notte, dopo le 19 il sito cambia forma e costa 5 euro l'ingresso, la magia dell'albero della vita, le code fra eventi e locali, i padiglioni da finire, i prodotti in arrivo, i cluster in ritardo, un quarto sono chiusi, ma sarà questione di giorni. Cosa sono i cluster? Sono le aree dove i paesi vengono raccolti sulla base di identità tematiche e di filiere alimentari. Sono 9. Il riso, il cacao e il cioccolato, il caffè, la frutta e i legumi, le spezie, i cereali e i tuberi, il biomediterraneo, isole, mare e cibo e le zone aride. Questi sono i cluster in ritardo. La scritta sul retro per l'arcipelago africano, la merce bloccata della Costa d'Avorio, gli spazi più amati per ora. Un viaggio tra le architetture appena inaugurate a pagina 9 del Corriere della Sera. Pagina 10 invece la sfida di Renzi, non mi fermano 3 fischi ricevuti a Bologna alla festa dell'unità dai precari della scuola che lo contestano. Perché noi cambieremo l'Italia, dice Renzi, che torna sui teppistelli col Rolex, quelli di venerdì. Non la pensava così il cittadino intervistato dal Giorno. All'esterno della festa dell'unità, tafferugli tra forze dell'ordine e centri sociali. E poi la stretta di mano con Romano Prodi, la pace con Prodi a Venezia, la stretta di mano con Prodi, mai negato i suoi meriti anche per l'Expo, dice il signor Renzi. Chiamateli, voglio parlare con loro, la convocazione al volo dei Cobas. E a Cooperlo, Gianni Cooperlo, dice Renzi, benvenuto a casa tua. Potrebbe dargli la direzione del quotidiano L'Unità, che tra un po' torna in edicola. Intanto Enrico Letta continua a pestare su Renzi e sull'Italicum, la nuova legge elettorale. Matteo sta facendo come Silvio, dice Enrico Letta, intervistato da Lucia Annunziata, e Berlusconi chiama i moderati, scrive il Corriere della Sera. Gli italiani non sanno votare, ha detto ancora Berlusconi, danno consensi ai partitini che poi litigano tra loro. È una vecchia solfa questa qua di Berlusconi, mentre sempre dal Corriere della Sera vediamo un po' il piano povertà del governo. Sostegno al reddito per 6 mesi, sotto la soglia di 8.000 euro di reddito, con un patto fra cittadino e Stato, l'aiuto all'inclusione legato all'impegno di iscrivere i figli a scuola, cercare un'occupazione, dedicarsi a lavori socialmente utili. Ci aveva già provato Enrico Letta con un progetto dell'allora ministro Giovannini, si chiamava SIA, Sostegno per l'inclusione attiva, e riguardava tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà o per mancanza di reddito o per reddito insufficiente. Ora ci sta lavorando il ministro Poletti, e sembra che l'acronimo sia sempre lo stesso. La differenza è che Renzi vorrebbe trasformare il progetto in un piano su larga scala, una misura di sostegno per tutti coloro che non arrivano a 8.000 euro di reddito annuo. Ieri Renzi ha accennato al progetto. Con una politica seria degli investimenti ci giochiamo la ripartenza economica, ha detto Renzi.
Potremo affrontare l'emergenza che mi sconvolge il cuore. Poco più di 1 milione di bambini e ragazzi che stanno sotto la soglia di povertà. Non ha detto di più il Premier, ma ha legato ogni scelta di politica espansiva alle decisioni che arriveranno da Bruxelles, quelle sui margini di manovra che l'Italia ha chiesto e su cui attende risposte. Intanto la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni ha impresso al piano che Renzi persegue una battuta d'arresto. La misura a cui sta pensando il governo prevede non un generico ammortizzatore sociale, ma una specie di patto fra Stato e cittadino. In sostanza, il piano povertà, il sostegno al reddito. Il patto verrebbe stipulato ogni 18 mesi, prevedrebbe una integrazione al reddito della durata massima di 180 giorni. In cambio chiederebbe al beneficiario uno sforzo di inclusione sociale, impegnarsi per trovare un lavoro, mandare i figli a scuola, fare lavori socialmente utili. Per definire la misura come non assistenziale ma inclusiva. Per la copertura servono da 2 a 7 miliardi di euro, era la stima del precedente governo. Per quanto riguarda le pensioni, invece, il governo corre ai ripari e rimborserà a rate con priorità alle pensioni più basse. Un vertice a Palazzo Chigi per valutare le ipotesi dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla mancata perequazione sulle pensioni. Sono 5.200.000 i pensionati toccati dal blocco delle rivalutazioni pensionistiche Istat. Un'ipotesi allo studio è mantenere fermi i trattamenti 6 volte superiori al minimo. Insomma, le rendite più basse verranno forse rimborsate per prime, per le altre si vedrà. Mentre da segnalare ancora c'è sul Corriere l'intervista di Antonella Napoli, che è anche autrice del libro Il mio nome è Meriam, pubblicato da Edizioni PM, sul caso appunto di Meriam Yahia Ibrahim Ishag, scampata al patibolo islamico e liberata grazie alla mobilitazione internazionale. Ora vive negli Stati Uniti. In America sono rinata, in carcere la fuga dal Sudan, i figli, i nuovi amici nel New Hampshire, la donna cristiana scampata alla condanna a morte per apostasia si racconta. Io fortunata, ma tanti sono torturati per la fede. Quando mi ha detto il Papa grazie per l'esempio che ci hai dato, anche a me mi sembrava un sogno l'incontro con il Papa. Esce domani nelle librerie Il mio nome è Meriam, scritto dalla giornalista Antonella Napoli e pubblicato dalle Edizioni PM. Infine, sempre dal Corriere della Sera, ancora da segnalare, in 2 giorni 7.000 migranti salvati in mare. È il record per un fine settimana, accolti nei centri di Sicilia e di Calabria. 15 i morti al largo della Libia e in 20 algerini sono arrivati fino in Sardegna. Dall'Unione Europea, commenta Fiorenza Sarzanini, solo buone intenzioni. Ancora una volta l'Italia è sola. E sempre dal Corriere, per le pagine di cronaca, una pentita che sapeva di dover morire, Maria Concetta Cacciola, aveva 30 anni quando è morta suicidandosi con acido muriatico nel 2011. Nelle nostre famiglie non c'è perdono, famiglie di 'ndrangheta. Il suicidio della testa è anti-'ndrangheta e un avvocato condannato per violenze, lo racconta Giovanni Bianconi. Da pagina 41, infine, del Corriere della Sera, c'è intanto una lettera di un signore da Milano, il signor Vincenzo. Pare che l'INPS e i ministeri interessati stiano studiando i margini della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il blocco della rivalutazione delle pensioni. Questo vuol dire che stanno valutando se ci siano delle vie per non restituire pienamente il maltolto. Credo che il governo abbia l'obbligo etico, prima che giuridico, di restituire le somme trattenute subito e per tutti gli scaglioni di reddito. Penso che lo stesso obbligo etico dovrebbe portare a escludere i pensionati coinvolti nella vicenda da ogni tassa o balzello, diretto o indiretto, per colmare il buco che si formerà nei conti pubblici. Questo è un ennesimo banco di prova per misurare la differenza fra governo delle chiacchiere e buon governo. Scrive il signor Vincenzo Scotto di Suoccio da Milano. Infine Pierluigi Battista, che ritorna nella sua rubrica Le particelle elementari sulla questione del genocidio armeno. È uscito da Rizzoli un altro romanzo di Antonia Arslan, Il rumore delle perle di legno, dopo La masseria delle allodole.
nel quale l'autrice continua a narrare la storia di quel popolo annientato e disperso contro i censori turchi che si ostinano a negare il massacro degli armeni, che considerano reato passibile di galera il solo parlarne. C'è poi un altro libro, La maschera della verità, di Pinar Shelek, appena pubblicato in Italia da Fandango, un resoconto agghiacciante del sistema di menzogne con cui in Turchia si è proceduto, dopo la carneficina degli armeni, alla cancellazione di ogni traccia di cultura, lingua e sensibilità armene. La Selek viene da una famiglia di sinistra. Il padre fu sbattuto in galera dopo il golpe militare dell'80. Lei, sociologa comunista e femminista, ha conosciuto le torture nelle prigioni turche. Con questo libro vuole descrivere il silenzio che in Turchia si è addensato sul genocidio. Gli armeni sopravvissuti, i resti della spada, come li definisce Pinar Selek, quelli che sono scampati alle teste mozzate, alle esecuzioni in massa, ai villaggi incendiati, alle donne violentate e sgozzate, sono stati annullati dalla vita pubblica. Uno di loro scrisse: sulle strade che avete attraversato un tempo esistemmo, e invece gli armeni non esistono nelle scuole turche e sui giornali. Perfino parlare con uno di loro, lungo le vie di Istanbul, è pericoloso. Gli armeni sono diventati invisibili. Anche lei, donna progressista, di sinistra, ha indossato l'armatura del padrone di casa, la corazza di chi ha vinto trucidando un popolo. Essere armeni in Turchia, scrive Pinar Shelek, voleva dire passeggiare senza ribellarsi sui viali battezzati coi nomi dei governanti responsabili del genocidio, pronunciare il nome dell'assassino del proprio nonno o della propria nonna facendo finta di scambiarsi un indirizzo, temere di parlare a voce alta per le strade, far finta di non sentire gli insulti, nascondersi per esistere. Una vita clandestina nelle grotte sotterranee di Istanbul e i gendarmi che sorvegliano ogni parola perché il genocidio non venga mai ricordato. Lasciamo però il giornale, torniamo brevemente, il Corriere della Sera, e torniamo brevemente al giornale che si occupa anche della questione delle pensioni da rivalutare, l'autogol dei renziani che ha causato il buco delle pensioni. Durante la discussione del ricorso contro la legge Fornero si era profilata una scappatoia per evitare di pagare gli arretrati, ma i filogovernativi non hanno accettato, certi di vincere, e hanno perso. Poteva finire diversamente alla Corte Costituzionale sulle pensioni ridotte dalla legge Fornero. E intanto adesso bisogna trovare almeno 10 miliardi di euro, scrive il giornale. Sempre dal giornale Il Controcorrente, la parte centrale del lunedì, c'è un'inchiesta di Angelo Allegri da Bologna sulla fine degli oligarchi rossi, le coop a rischio estinzione. Scandali, tangenti, fallimenti a catena, spaccature interne, la Lega delle cooperative rosse affronta la crisi più grave della sua storia. I tradizionali rapporti col potere di sinistra sono un ricordo. Supermercati che fanno le banche, strage di aziende nell'edilizia, ma comandano sempre gli stessi. Alle assemblee partecipa sì e no un socio su 1000. I gruppi dirigenti delle coop hanno gioco facile nel perpetuare il potere. Le fusioni nel settore della grande distribuzione a rischio per la resistenza dei dinosauri. 81 miliardi di euro è il fatturato delle coop che aderiscono alla Lega, gli impiegati quasi 500.000, i soci 9 milioni, 11 miliardi e mezzo è il fatturato delle coop che operano nel settore produzione e lavoro, che comprende le costruzioni, 15% la quota di mercato nel settore grande distribuzione, i supermercati Coop nel 2013 11,2 miliardi di fatturato. 10,8 miliardi l'ammontare del cosiddetto prestito soci nel comparto delle cooperative di consumo. Se le coop non cambiano, non avranno futuro, dice Giovanni Consorte, l'ex numero 1 di Unipol, il comparto assicurativo espressione delle coop, il famoso autore della scalata bancaria alla BNL, con Fassino D'Alema, eccetera. La logica del sistema mutualistico è saltata, troppi nodi irrisolti, dice Consorte. A seguire abbiamo 2 pagine invece curate da Manila Alfano, da Pozzuoli, Napoli, un viaggio nella fabbrica dei cervelli dove si studiano le malattie senza nome, la nuova frontiera della ricerca. Decine di pazienti che vivono in un limbo, sanno di essere malati ma il loro male è ancora sconosciuto e incurabile.
Il TIGEM di Pozzuoli, una delle eccellenze della ricerca in Italia, cercherà di dar loro una speranza. Mentre a pagina 19 Giacomo Susca si occupa della nuova Boldrini, come titola il giornale. Le piccole buoniste crescono, la paladina degli immigrati specializzata in banalità. Trattasi di Carlotta Sami, classe 1970, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Il suo volto comincia a occupare i talk show. Milanese, 45enne, portavoce ONU per i rifugiati, è già sulle orme della presidenta Boldrini. La sua ricetta è accogliamoli tutti. Mentre voltando pagina c'è un'altra donna, dagli elefanti al business, sono la signora del circo, Moira Orfei, 84 anni, e se mi chiamano Zingara per me è un complimento, dice la signora Orfei. È il volto più noto della celebre famiglia, ufficiale della Repubblica. Ho amato più gli animali degli uomini, non potrei far loro del male, dice Moira Orfei. E sempre dal giornale c'è anche un'altra donna ancora, la dama giapponese, è un mistero intorno alla vendita del Milan, una visita improvvisa ad Arcore di una dama giapponese ma emissaria di capitali cinesi a quanto pare. Una visita che fa scattare ipotesi alternative. Ma lasciamo il giornale per andare di nuovo brevissimamente al Quotidiano Nazionale. Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, che si occupa, come fa anche La Stampa, di Torino delle elezioni in Gran Bretagna, incognita alle urne, Cameron gioca la carta anti-Unione Europea. Giovedì il voto in Gran Bretagna, Tory, conservatori e Labour, progressisti sono alla pari, non hanno i numeri per governare. Si scelgono 650 parlamentari. E sempre dal Quotidiano Nazionale, Bossetti sarà in tribunale, divieto totale di immagine, scrive il Quotidiano Nazionale. Oggi dal GUP la seconda udienza preliminare al buio. Nuova presenza in tribunale per Massimo Bossetti, accusato di aver ucciso Iara Gambirasio. Dopo essere stato rinviato a giudizio lunedì dal GUP Iacomino, processo il 3 luglio, il muratore di Mappello tornerà stamani in tribunale. È in programma, sempre davanti al GIP Iacomino, al GUP anzi, la formazione del fascicolo processuale che approderà davanti ai giudici della Corte d'Assise. Si tratta di un procedimento che viene compiuto di solito al termine dell'udienza preliminare, ma lunedì scorso il GUP ha deciso di rinviare il tutto di una settimana a oggi. La pratica prevede che le parti in causa, il pubblico ministero Ruggeri e i difensori di Bossetti, Salvagni e Camporini, si mettano d'accordo su quali elementi inserire nel fascicolo destinato al processo. Le analisi dei RIS, l'autopsia, i rilievi degli esperti e tutti quegli atti di indagine giudicati importanti per il dibattimento in aula. In un primo momento Bossetti aveva spiegato ai legali di voler rinunciare a comparire, ma poi ha cambiato idea. La polizia penitenziaria ha provveduto ad avvertire le guardie giurate che si occupano della sicurezza del Palazzo di Giustizia per dar loro il tempo di predisporre la sicurezza all'esterno e all'interno dell'edificio. Ancora non si sa se ci sarà un assalto di telecamere, microfoni, macchine fotografiche e giornalisti. In ogni caso sono state avviate le procedure per evitare a Bossetti di essere ripreso. Giustamente era meglio far circolare le foto dell'arresto, quelle sì che possono circolare liberamente. Al secondo piano del tribunale i vetri delle grandi finestre sono rimasti oscurati da settimana scorsa con carta scura, in modo che i fotografi non rubino immagini dell'imputato. In aula è probabile che si rinnoveranno gli scontri fra il PM Ruggeri e i difensori di Bossetti su quali atti di indagine inserire nel fascicolo processuale. Salvagni e Camporini sono pronti a dare battaglia per dimostrare l'innocenza del loro assistito. E infine, sempre dal Quotidiano Nazionale, sulla questione delle pensioni parla adesso l'ex sottosegretario Gianfranco Polillo, sottosegretario al Ministero delle Finanze nel governo Monti. Mario Monti si piegò ai diktat dell'Unione Europea. Anziché bloccare le pensioni, doveva tagliare gli sprechi, dice l'allora sottosegretario Polillo, che ha cominciato a parlare da un certo punto in avanti, ma che all'epoca di prendere le decisioni se n'è stato bello che zitto al Ministero dell'Economia. Una pronuncia inevitabile quella della Corte Costituzionale. Non si può fare un prelievo forzoso a una sola categoria. Ma nel 2011 la situazione era difficile, c'era il baratro. Il Premier aveva credibilità in Europa, qualche margine di manovra in più ci poteva essere, dice oggi il signor Polillo.
con il quale noi concludiamo in pompa magna la rassegna stampa. Buona mattina a tutti, vi ricordo l'appuntamento tanto alle 11 in Onda Libera, facciamo il punto sui fatti di venerdì con il segretario del SAP Gianni Tonelli, Sindacato Autonomo di Polizia, e poi questa sera alle 18 la manifestazione della Lega in Piazza della Scala. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler ai paraurti